Tanti anni ormai a questo libro, c'è la collana, 14 anni con questo, 1 milione praticamente di euro raccolti. Non ci accorgiamo che leggendo delle storie, raccontando tante storie ai bambini, possiamo sostenere la ricerca. È un piccolo contributo, ma tanti assieme hanno permesso di sostenere tanti ricercatori in questi anni che stanno lavorando per sconfiggere tutte le patologie che riguardano l'infanzia. Basta entrare nel sito di Città della Speranza e lo si può ordinare, viene anche spedito. A Padova invece presso il Parco Toys, zona Limena, c'è proprio un punto di gadget natalizi. Fino a Natale ci trovate, inauguriamo sabato, vi aspettiamo magari per venire a prendere qualche numero da regalare a Natale. 14 anni in cui abbiamo veramente fatto dei passi da giganti, perché basta pensare che stampiamo 5.000 numeri all'anno, quindi sono 70.000 numeri a 13 euro all'uno, sono circa 900.000 euro che sono stati raccolti. È una goccia, ma è una goccia importante per la Città della Speranza, perché con questi soldi noi investiamo per i bambini. Quando abbiamo cominciato come Città della Speranza moriva l'80% dei bambini, il 20% si salvava. Adesso sono l'80% che si salvano, il 20% che muoiono. Però non dobbiamo pensare a quanti si salvano, ma a quanti muoiono, perché noi abbiamo un compito, non dobbiamo farli morire più.